Alla Catalla fantastica. Michael Bublé ad aprire questa ultima puntata di Alla Catalla in diretta dalle Zagare, almeno per quanto riguarda questa stagione. Staremo insieme comunque fino alle 14, ve lo ricordo, già tanti amici all'interno del box, c'è Francesca con i suoi amici, c'è anche Ciccio. Russo. Ciao Ciccio, come sei? Tutto a posto, non direi, uno che deve si preoccupa già. Ciccio, dai, tutto... Luca Russo, sicuro stare, sei. Vabbè, c'è anche Ciccio, poi c'è Tonietta, altri amici che sono già passati a trovarci e altri che ci stanno dicendo già su Facebook che passeranno anche loro nel corso di queste 3 ore. Buondì Patoffi, quindi ci state abbandonando? A chi fa fare nei veri pensieri? Comunque vi verrò a trovare a Lido Azzurro così e ci spirotronfifiamo come i pazzi. Pirintino, ciao! È lui che non ha pensieri, secondo me. No, infatti, lui non ne ha. Non ha pensieri. A Belpasso è iniziato e alle Zagare è finito, un inverno è passato, sulle spiagge c'è fermento, c'è chi mette la radio a palla. Bentornato alla Catalla, arrivederci con tutto il cuore Mimmo 71 e Pippo 89. Bellissimo questo, complimenti, loro bel vanno messaggio. le rime. Messaggio promozionale. Eccola in tutto il suo splendore, vestita da fior di fragola, signori, Jessica di domusbet.it. Buongiorno, aspetta che sono andato a bucare. Ah vai, Gianfranco. Stavolta ha sbagliato lui, Come stai? Buongiorno, benissimo, grazie. Tutto bene, cara? Ecco, sei un po' fior di fragola oggi, eh? Bianco, rosa, rosa, l'importante è che non vengo né mangiata né... Anche le unghie c'ha tutte lei non viene colorate, mangiata, visto? lei mangia, capito? Sì. Infatti Lei viene per mangiare, appena infatti si arrivavo è chiesta come mai non ci fosse nulla da mangiare oggi. E ringrazieremo soprattutto la LC Promotion, ovvero la nostra Loredana Calabrese che ci ha dov'è? Ah, il marchio, eccolo qua, eccolo, facciamo vedere. Vuoi farlo vedere anche in TV? Un da quella gadgetto, parte? come no, eccolo qua il nostro marchio. Se cercate di fare pubblicità all'interno di Alla Catalla, beh, non dovete fare altro che cercare LCP. Caro Gianfri, credo che sia il caso di cominciare con un saluto generale a tutti gli sponsor che hanno fatto parte di questa stagione di Alla Catalla. Matteo Pistorio, Pizzeria Mini Minaglia, Frigo Foods, Pizzeria Sutta ai Portici, Grazia di Bella Spose, Ibris, sigaretta elettronica di cui parleremo tra un po', Amadeus Immobiliare, Il Mondo di Max, CT Glass, Videolottery, Slot Machine VLT, quello di qui dei portali, sigaretta elettronica Puff, La Patatina, Ristorante Gola, Bingo Center. Detto questo però abbiamo la visita del direttore del parco commerciale Le Zagare. Buongiorno. Buongiorno. Volevo ringraziare tutti voi e Radio Fantastiche perché ci avete dato tanto in questo preciso momento delle Zagare. Sì. Ci ha marato soldi, Bimbo Russo, ci ha marato soldi. No. Ah, no, sicuramente senso, l'allegria, sicuramente la vostra professionalità. Poi abbiamo visto e abbiamo proprio appurato il consenso da parte dei vostri ascoltatori. Per fortuna ne abbiamo sono tanti. rimasto veramente meravigliato quando veramente la cipollina arriva veramente. Non solo quella. Gente. Per me è un grossissimo applauso. Ma che ci sono telefono? A Milena Calì. E soprattutto ci dobbiamo rivedere. Ci rivediamo in autunno, sicuramente avremo la possibilità di continuare a lavorare insieme, faremo altri eventi. Se possiamo rispondere al suo telefono di Milena Calì, per favore. Per ora rispondiamo perché sì, buongiorno. Che Milena, pronto? Io sono Cettina, ti sto vedendo nella televisione. Ma lo sai che vieni qui? Pronto Milena, mi senti? Sono Cettina. Ti sto vedendo nella TV, senti questa rete, ma che fu? Ma che succede? Non è che attaccare, non è che te non l'hanno attaccato. Se uno da televisione non ci va per cantare o ci va per altri motivi, no? Beh, ormai hai attraccato con le ragazze della Fanta, lo possiamo dire. No, Giuseppe, ti devo dire una cosa. Dimmi che. Ho attraccato, sì, però a Buttema la cumbassa. Perché? Che hai fatto? Mi hanno chiesto le uniche 2 canzoni che non ho in archivio, per cui a Buttema la cumbassa. Con Gianfranco avevo già capito che volevano qualche canzone. Per cui niente, io non so come accontentarle, per e come facciamo? Ho chiesto di chiedermi altri brani che magari ho in archivio. Gianfranco davanti a 2 belle ragazze dichiara non so come accontentarle.
accontentarle. No, nel senso musicale del Tonietta, termine, se no? l'hai ripresa questa cosa, io fossi in te lo ricatterei a vita. Metti caso che Poi diventa famoso. La cosa bella è capito? che io mi cecco queste cose. Metti caso che gli danno un Grammy Awards e con lui c'è, che ne so, Prince. Giusto Prince. Tiziano Ferro. No, Tiziano Ferro con no. lui, no? E lui facciamo vedere su YouTube. I Broski Beat ci saranno. Due ragazze sono qui e io non so come accontentarle. Ma che c'entra? Comis. Ma caro Peppe, Ma chi caro musicalmente Peppe? parlando non ho i brani che mi hanno chiesto. Ma intanto ringraziamole che ci hanno portato la Fanta Lemon. Ci hanno portato 2 casce di casce Fanta. di Fanta Lemon. Due Caruso, casce. ne potremmo fare un bagno da Fanta Lemon. Esatto. Te l'ha fatto mai una doccia da Fanta Lemon? No, però più tardi Ora, proverò. Tanto da Più faccio io, non tardi ti proverò. preoccupare. Ringraziamo Elisa e Irene e Elisa di insomma questo regalo che ci hanno portato. Purtroppo la canzone non ce l'ha Gianfranco. Ne scegliete qualcun'altra così magari io la Sì. cerco. Vabbè, pensateci che lui nel frattempo cercherà di trovarla. Un giorno fui felice, adesso piango. È troppo bella la È canzone di stupenda, Nils Sedaka, La notte è stupenda. fatta per amare. Ha apprezzato ovviamente la mia famiglia, il mio papà e la mia mamma che sono venuti a trovarmi oggi qui, e quindi insomma hai fatto bene a mettere questo Grace Time, che ovviamente ritornerà insieme a tutti gli altri momenti Esatto. particolari e peculiari di questa trasmissione che si chiama Alla Catalla, a partire dal 15 luglio in diretta dal Lido Azzurro. Veniteci a trovare, avremo un camper bellissimo montato lì e vi aspettiamo ovviamente come tutti insomma tutti questi giorni dal lunedì al venerdì. Ma qua c'è quel fatto. Gianfranco, come sarà questa cosa? Gianfranco. Ma vai Peppe, avevi 20 anni che fai a radio, non sarà per una cuffia. Ma c'è qui. Giusto? Da domani Gianfranco non collabora più con noi Perché? perché è usato troppo. Dopo l'affermazione che ho appena fatto. E vabbè, però dai, dopo 20 anni che fai a radio, voglio dire. Vai Peppe. Magari, che cos'è? 39 Non settimane. mi chiede. Vai Peppe. Messaggio promozionale. Mi cangiava la vita Gianfranco, mi cangiava la vita, cioè, sento un altro mondo, in questo momento sento un altro mondo perché ho una cuffia nuova, un regalo della LC Promotion e di Loredana Calabrese, ma grazie! Allora Fabiano Di Bella aveva scritto: buongiorno amici, mi sto monnando le alici, perché lui fa le crispelle, no? Di mattina non sono cose molto belle, ma mi servono per le crispelle. Arrivederci a tutti, anche a tua sorella, baci da Fabiano Crispella. Hai capito? Io Simpatico sorelle non ne questo. ho, quindi sto parlando con te. Con le mie sorelle, sì. Francesco Ro dice: alla Catalla il programma Suggi estivo. Suggi Hai capito? estivo, sì. Metti caso che vuoi risparmiare con la tua automobile perché insomma non ne puoi più di fare il pieno di benzina e pagare un sacco di soldi e vorresti avere un impianto GPL, ma pensi che ti può costare troppo. Metti caso che sei stanco che ti hanno fottuto 3 macchine e finalmente hai deciso di metterci per i poco. Hai capito? E non solo il peripocco. Insomma, le soluzioni sono 3: o ci metti per i poco, o ci metti un satellitare, cioè un antifurto satellitare, oppure ti affitti un marocchino 800 euro al mese farò a merendare la macchina, che almeno Però ti costa capito? di più così, no? Però Il 800 euro al mese gli decurti l'alloggio che farò a merendare la macchina e ti costa comunque tanto. Dal 15 luglio al 15 settembre torna alla Catalla su Radio Fantastica con Gianfranco Comis e Giuseppe Castiglia e i nostri ascoltatori. Grazie. Sempre. Oh, mi raccomando, 15 luglio Lido Azzurro. Non mancate, ciao alla Catalla. Caruso, è finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare.